Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro la spesa che abbiamo fatto a Lidl. Iniziamo da questi slip da uomo, sono 5 pezzi e questi qui erano un prezzo davvero fenomenale e sono due fatti in questo modo, grigi con il bordino blu, poi verdi con il bordino blu e l'ultimo è fatto blu con il bordino verde. Poi per me invece ho preso queste culotte da donna, queste qui le avevo già provate e sono eccezionali perché si adattano al proprio corpo ed è un pacco da 3 pezzi, ovvero questa qui sul turchese, una blu e una bianca. Poi ho preso il lievito di birra, questi qua ne ho presi 3-4. E poi ho preso questo qui, il lievito per dolci, questo che non l'ho mai provato, che sarebbe filetti di aringa in marinatura, marinate e speziate, e sono esattamente 200 grammi di prodotto. Poi ho preso il ketchup, questo qui da 500 mg, il grana padano DOP 14 mesi, la pancetta a cubetti 200 grammi. Poi ho preso questi filetti di tonno all'olio di oliva, spine gialle, tonno 200 grammi, anche questo non l'ho mai provato. Poi in offerta a 35 centesimi c'era questa birra qui, che sarebbe quella là da 50 da mezzo litro. Poi ho preso la pasta sfoglia, questa, la solita insalata ricca che prendo sempre, già lavata, 180 grammi. Poi l'olio per friggere, questo qui da 2 litri mi pare, sì, 2 litri. Poi questo per fare gli spaghetti ai frutti di mare, dentro c'è un po' di tutto, la panna da cucina, altra birra. Poi ho preso un po' di pacchi di farina, ovvero questa qui di grano tenero da 1 chilo, questa è ideale per pizza, sempre di grano tenero, e le altre sono uguali. Poi ho preso questi peperoni misti, 2 pacchi, le uova, questi funghi trifolati champignon, la panna, la pasta sfoglia, 2 pacchi di tonno, il pane, un pamboletto di grano duro, i nuggets, poi edam e gouda, entrambi da 200 grammi, un altro pacco di panna, un altro pacco di farina, un po' di pacchi di pasta, ovvero sedani rigati, mezze maniche rigate, bucatini e farfalle. Poi le alette di pollo, 2 baguette, questa qui è normale, questa è con i semi e cereali. Questo bellissimo mazzo di fiori, gli arachidi in guscio, un altro pacco di alette di pollo, un altro pacco di pamboletto di grano duro, la farina di grano duro di semola rimacinata, la panna da cucina, filetti di sgombro grigliati e un pacco di farina per dolci. Poi abbiamo preso queste piedine romagnole IGP
il pacco XXL 720 grammi, un altro pacco di insalata ricca, queste rosette, 4 rosette, poi un altro pacco di pasta sfoglia, i fagiolini, le arance tarocco, poi le mozzarelle con latte di bufala, ce n'è 3, poi i trollini con farina integrale di grano saraceno e zucchero di canna, un altro pacco di pancetta affumicata, i fagiolini verdi, questi qui surgelati da avere sempre a portata di mano, infine un altro pacco di funghi trifolati e questi croissant all'albicocca. E niente, questa era tutta la nostra spesa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Supportatemi come sempre con un pollice in su, iscrivetevi qui sotto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!